Ai primi di settembre del 2023 io e Marie siamo in vacanze te isole di Pantellerie. In queste terze puntate continui a contare le avventure de nostre permanenze in queste biele isole. Las a buon'ore in direzione dall'Alberg a notarsi per fare visite a qualche altra località caratteristiche de isole. Siamo partiti dall'Alberg con un pulmin che al fas anche di taxi. La nostra autista, Mary, inglese, sposata con un pantesc, a 17 anni, innamorata più de isole che dal Somoros, non ha voluto più la via di lì. Simpatiche, per strade non sa fatta anche di guide e la prima soste le vin fatte a Scauri, che è la seconda contrada più grande dopo Pantellerie città. Parcato in place, la chiesa di San Gaetan è proprio lì. Questborg ha l'unica cine de isole, ma al vante un panorama fantastico. E il soprattutto, anche se piccolo, è il secondo più importante delle isole. Queste montagne si chiama la Monte di Scauri. Si mettono in viaggio per Tracino e Camma, che sono le località più abitate delle isole. I damusi, di chasis panteschi con la cupola arabe, si chiamano per tutte le isole. A volte sono brutti come bunkers, ma la gran parte sono bellissimi e costosi. A Tracino, invece, ho fatto una piccola camminata sulla imagante riva del mare. Per vedere l'arco dell'elefante, un blocco cretoso spettacolare che al sommet proprio tutto a un elefante che al befte aghe dal mare. Ostinland pal Museo Vulcanologic e il far di Punta Spadillo.
sempre per straduti stretti e quasi impraticabili, arrivin tal parquet di Punta Spadillo. Olin subito a visitare il far più grande delle isole e il suo cretos dell'intorno. Il far alle biel, ma trascurato. E questi qui non sono da musi bruts, ma veri bunkers della seconda guerra mondiale. Dal museo vulcanologico interessantissimi sono i 12 panelli esplicativi che mostrano tante curiosità sui vari vulcani della zona. Interessante bio di Angela ossidiane e i vari repers ceramici e litici dal popolo dai Sesi. Al popolo dai Sesi ho dedicato un episodio a queste. Ossin arrivati in albergo e la giornata a dispiete de tantis rubis, bielis e gnovis che ho veduto, io e Maria, spietando la cena, dal balcone de nostre camere, ho cialin troppo biel che è il tramonto di queste giornate. Si sentin alle prossime puntate. Mandi!